La presenza di persone immigrate nel nostro territorio è significativa. Nasce da questa consapevolezza il desiderio di celebrare anche in diocesi la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, innanzitutto sgombrando il campo da un equivoco: non si parla solo di rifugiati. I rifugiati sono quelli che arrivano e sono in attesa di un permesso di soggiorno. Noi in diocesi abbiamo un progetto di accoglienza diffusa che accoglie circa una cinquantina di persone in tante realtà dei nostri territori. Con migranti intendiamo le persone che provengono da altre nazioni e da altre culture che risiedono nelle nostre città e sono un numero significativo. A Rapallo per esempio sono 3600, a Chiavari 1800, a Sestri Levante 1600, cioè sono dei numeri che ci permettono di dire che nella nostra diocesi dal 10 al 12% di residenti sono persone che provengono da altre culture, da altre nazioni, da altre tradizioni. Fra questi molti sono cattolici e sono per lo più coloro che provengono dall'America Latina, dall'India, dall'Indonesia o dai paesi dell'Est. Molti sono ortodossi, altri protestanti e altri ancora musulmani. A fronte di questa realtà, Papa Francesco ha scelto quest'anno come tema per la giornata un'affermazione secca: non si tratta solo di migranti, e ha specificato nel suo messaggio che la questione in ballo non è solo quella di compiere opere buone, ma ancor più profondamente quella di riscoprire le dimensioni essenziali della vita cristiana, affrontando le paure, riscoprendo la carità e l'umanità, non escludendo nessuno, partendo dagli ultimi, mettendo al centro la persona in tutte le sue dimensioni e infine costruendo la città di Dio e degli uomini. Papa Francesco conclude dicendo che accogliendo i migranti il Signore ci invita e ci dà la possibilità di riappropriarci della nostra vita cristiana e di contribuire alla costruzione di un mondo sempre più rispondente al progetto di Dio. Domenica prossima alle ore 17:30 presso la parrocchia di San Giacomo in Rupinaro il Vescovo celebrerà una Santa Messa e a questa messa invitiamo tutti a partecipare perché ci ritroviamo insieme a pregare per le nostre comunità perché diventino sempre più aperte ad accogliere il messaggio del Santo Padre, ad accogliere questi nostri fratelli che fanno parte a pieno titolo della nostra comunità, delle nostre città.